L'ANAS ha aperto oggi al traffico il viadotto Arenella 3 sulla carreggiata A19 lungo la strada statale 640 degli Scrittori. Con l'apertura del viadotto Arenella si è reso così percorribile nella sua configurazione definitiva a doppia carreggiata con sezione stradale tipo B, strada extraurbana principale, un ulteriore tratto di 1,4 km della nuova stessa S640 degli Scrittori lungo l'itinerario Agrigento-Caltanissetta, portando l'estesa chilometrica al traffico a 27 km sui 28 complessivi del lotto in esecuzione. L'apertura dell'ultimo chilometro avverrà con la messa in esercizio del nuovo viadotto San Giuliano, prevista per la fine di questo mese di giugno. Il viadotto Arenella 3 ha una lunghezza di 616 metri ed è costituito da 13 campate di luci variabili da 36 a 54 metri, che consentono così di scavalcare la linea ferroviaria Caltanissetta-Xirbi-Bicocca e il torrente Emera. L'apertura del viadotto consentirà anche la messa in esercizio della galleria Cozzo Carlatti a destra della carreggiata in direzione A19 della SS 640. La sezione stradale è composta da due corsie da 3,75 metri, due banchine, di cui una con larghezza costante di 1,75 metri e l'altra con larghezza variabile da 1,25 a 3,55 metri, oltre un marciapiede di larghezza 1,5 metri posto all'esterno della carreggiata. L'imbalcato è di tipo misto in acciaio calcestruzzo ed è costituito da due travi in acciaio di altezza di 2,4 metri, resi solidali mediante collegamenti trasversali e longitudinali da una saletta in cemento armato gettata in opera sui casseri a perdere. Lo schema statico dell'imbalcato è a trave continua con due giunte in dilatazione in corrispondenza delle spalle. Sono presenti 12 pile a fusti singoli di altezza variabile fino a un massimo di 11 metri. Gli imbalcati sono collegati ai pulvini mediante 24 isolatori, di cui 8 DO elettrici posizionati sulle pile di sostegno della campata che scavalca la linea ferroviaria. Le fondazioni sono costituite da zattere di pianta rettangolare con dimensioni variabili fondate sui pali di grande diametro. La realizzazione del viadotto ha comportato un investimento da parte dell'ANAS di 13 milioni di euro.